La sera ritornava a Comitini, veniva dalle poste di Agrigento e sacche piene di lettere ai postini. Ma appena ritornato lui spariva, mezzo alla campagna a Muxarello, e sol così quell'ansia si appagava. Prendendosi una tela ed un pennello e dipingendo stelle su un cammello, nella campagna in mezzo a tanti fiori, ed imbrattando il mondo di colori. Peppe Putera, Peppe Putera, Peppe Putera, Peppe Putera, Peppe Putera, Peppe Putera, Peppe. Ma un giorno Pierre, un critico francese, per caso vide i sogni del postino, gli disse: sei un pittore sopraffino. Ma tu lo devi fare per mestiere, sarai nelle più grandi gallerie, il posto fisso lo devi abbandonare. Prendendosi una tela ed un cammello e dipingendo stelle col pennello, prese il coraggio pieno di emozioni ed imbrattandosi coi suoi colori. Peppe Putera, Peppe Putera, Peppe Putera, Peppe Putera, Peppe Putera, Peppe Putera, Peppe. Questa è la storia del postino, scopertosi pittore sopraffino, la storia di chi ha lasciato il posto, o la storia di chi ha compreso tutto. E quando passi lì da Muxarello, lo vedi ancora lì col suo pennello, nella campagna in mezzo a mille fiori, dipinge ancora il mondo di colori. C'è sta parte, Agus